Scatman's World. Bene ragazzi, partiamo come da Veneziano, quarta tappa del mondiale, siamo a Sochi quest'anno, la Russia viene molto presto, quarto posto in griglia, insomma qualificazioni positive, ma non troppo, diciamo che ho fatto un setup troppo aggressivo, non riesco proprio a ottenere la monoposto in pista. Pole position ancora Ferrari per Raikkonen che l'ha presa per pochissimo, ma veramente in questa mod è così, hanno fatto le Ferrari un po' più veloci, non lo sapevo sinceramente perché non c'era neanche scritto. Però ripeto, questo è diciamo, un antipastino per insomma Formula 1 2016 e comunque nuove serie che devono arrivare e tutto quanto. Quindi insomma dai, trovo di non fare un cazzo, o voglio giocare a Formula 1, andiamo. Vai, si parte, Gran Premio della Russia. La cosa bella è vedere Hamilton indietro, che proprio Hamilton mi sta sul cazzo. Partenza di merda. Mamma che brutta partenza che ho fatto. Williams scatenate. Mamma che partenza della minchia. Dai, subito staccatona. Staccatona del cazzo proprio. Raikkonen addirittura è finito ultimo. Che cazzo è successo? Kimi ultimo. Boh, non avevo visto che è successo. Comunque non abbiamo un passo strepitoso qua in Russia. Per quanto mi sembra di aver vinto su F1 15 con la Toro Rosso. Non ho capito Raikkonen cosa ha combinato. Non ho sentito danni. Probabilmente è stato colpito da qualcuno. Vabbè, cazzi tuoi Kimi. È proprio una roba delle qualifiche comunque. Ora in qualifica le Ferrari sono più veloci. Cosa che boh è un po' strana, contando che invece non fa, cioè, mi ha fatto una pole quest'anno abbastanza per caso a Singapore. Ma siamo molto in crisi a livello di pole. Mamma mia, abbiamo un passo veramente di merda. È ufficiale. È molto ufficiale, raga. Carburante normale, ma è dura, Fioila, è molto dura. Bottas in testa. Hanno fatto anche le Williams più forti. Diciamo che è un po' più equilibrato, secondo me. Poi contando che i danni sono estremi, tutti possono ritirarsi, è questo che lo rende più equilibrato. Madonna, ma faccio fatica. Oh, ma veramente questa fisica che hanno messo? O sarà... non lo so, ma faccio veramente fatica, Qualcosa non ho cambiato, non so, la guidabilità, perché rispetto a F1 14 base è vero molte differenze nel gameplay. Dai, come... Sebastiano fa fatica. C'è stata molta bagarre dietro, però veramente. Meno un buon vantaggio su Perez. Però siamo fuori addirittura dal podio, Attenzione, qualche danno davanti, speriamo. Qualche pezzo è partito, vediamo, stiamo a vedere. C'è battaglia davanti. Bisogna capire se i danni sono delle 3 monoposto. Cosa ho fatto? Boh, non ho capito cosa ho tagliato, però va bene. Ok. Che ho proprio sbagliato la partenza, Fioi. Proprio cannata in pieno. Dai, andiamo a caccia, no, comunque, no, i detriti erano di altre monoposto, non di queste tre, vabbè, pazienza.
Siamo partiti bene comunque, nel senso... Dopo la partenza non stiamo andando male, solo che c'ho davanti tirano, Però stiamo rosicchiando, Stiamo rosicchiando. Dai, come devi spingere a cannone. Vogliamo un cume aggressivo. Qua. Ho rischiato di perderla però, Nessun ritiro per il momento, ma siamo molto vicini a Pippo Massa. Siamo molto vicini a Pippo. Molto bene. Dai che ce la giochiamo, possiamo ancora arrivare in zona podio. Primi non lo so, ma in zona podio sì. Raga, siamo vicinissimi. Siamo molto vicini, possiamo tentare un qualcosa di pauroso. Stiamo facendo un buon lavoro. Fastest lap di Veneziano che spinge. Ho cannato la partenza. Ma stiamo pompando adesso, raga. Comunque era Rosberg primo. Hamilton è sesto. Secondo me è stato coinvolto un po' nella bagarre con Kimi. Oddio, no. No! No, sti errori. Brutto errore questo. Brutto, brutto. Dai, vecchio cuore come indiano. Voglio andare prima dei box, ne devo superare almeno uno delle due Williams. No, piano. Come l'ho persa di brutto qua. Persa molto male. Hamilton quinto, recupera una posizione. Dai, che ce l'abbiamo veramente vicino, Pippo. Dai che Pippo è vicino. Dai che è vicinissimo. Come sono le gomme? No, le gomme vanno ancora bene, fioi. Frena. E siamo terzi, fioi. Un grandissimo terzo posto. Dai Kume, dai cacchius. Perfetto. Perché le Williams sono veramente... Ce la stiamo cavando più che bene. Sono molto concentrato, ragazzi, scusate. Adesso mi sono sentito male le gomme fare un po' più fatica. Siamo al sesto giro. Direi andare ai box adesso. E la può dare tutto, fioi. Andiamo ai box adesso e diamo tutto poi. Sì, comincia ad avere un po' di difficoltà. Box, box, box. Ok. Dai ragazzi, facciamo le cose molto veloci. Vai. Dai, veloci. Bravi. Bravissimi, raga. Bravissimi, bravissimi. Abbiamo massacrato anche le Williams. Ok. Va bene, faccio attenzione. E adesso carburante elevato. E adesso si pompa, fioi.
E mo si pompa. Dai come, devo martellare adesso. Adesso bisogna martellare. Martelliamo Beppe, martelliamo. Siamo comunque usciti quarti, bene. Perfetto, abbiamo preso un bel vantaggio sugli altri. Dai, comandino, cazzo. Insomma, speriamo di uscire secondi, il mio obiettivo. Primo no. Secondo. Secondo anche distante da Rosbif, non è un problema. Ok, Perez va ai box. E mo vediamo. Vediamo un po'. Vabbè, Rosbif in testa. Terzi, terzi, terzi. Ce la facciamo! Sì, sì, sì. Vada, vada, basta. Mamma mia. Oh, yes, grande strategia. Recuperiamo una posizione. Grandissimi, ragazzi. Adesso teniamoci il carburante per gli ultimi giri. Dai, come. Mancano 2 giri, ragazzi, nessun ritiro e niente. Rosberg ha preso il largo, purtroppo. Però a questo punto stiamo tranquilli, non andiamo a usare neanche il carburante, non si sa mai. Possiamo tranquillamente finire secondi. Problemi agli RS. Come siamo player? Già 2 volte in 4 gare però, non mi piace sta cosa. Vabbè. Gara molto tranquilla questa, onestamente. Ho fatto un bel recupero sulle Williams. Ho superato in pista Pippo. E ai box Bottas di culos. Sto perdendo però adesso un pochino, Ho fatto uno stint non bello per le gomme. Infatti ho perso un secondo da Rosbif, Aia, dritto, dritto. Calma che non è finita per il secondo posto, Non è finita un cazzo. Stiamo gran calmi. Manca one lap. Ok, ci ho usato 2 secondi e 3 più lento. Devono stare molto molto attenti. Secondo posto sarebbe fondamentale. Ho fatto finire veramente un bellissimo mondiale per il momento. Sappiamo che le insidie sono dietro l'angolo. Valtteri è vicino, il porco di Valtteri. Concentration, please. Concentration. Dai, comandino. Dai, comandino. Dai, 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 cacchius. Non che finisce
Il dominio Ferrari dopo 3 gare vince una Mercedes. La Mercedes di Nicolino Rosberg fa attenzione a Bottas. E Valtteri ci ha provato. Ma Sebastiano chiude. Il cazzo chiude. Mamma mia, bruttissimo errore alla fine. Problemi alle gomme, raga. Agli ultimi chilometri. Vince Nicolino. Buon secondo posto del tedescone della Ferrari. Va bene, alla fine va bene proprio. E che sofferenza, raga. Sofferenza purissima. Ok. Ora Icone è recuperato al sesto posto alla fine. Gigi quarto. Grande Kimi. Kimi ha fatto una prestazione, è ritornato alla grande. Allora, piloti 83, 66, 52. Ho 17 punti sul secondo che è Kimi. Costruttori stiamo dominando per il momento. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Cerimonia del podio. Champagne! Ciao!